Benvenuti a Casa Maggio. Qui ogni foto, ogni trofeo, ogni angolo profuma di calcio, profuma di magia, profuma di storia. La storia di Christian, un ragazzo semplice che dai campetti parrocchiali di Montecchio Maggiore, con coraggio, sacrificio e passione, tanta passione, è arrivato a vestire la maglia azzurra della nazionale. Ad aprirci la porta è mamma Clorinda, col suo sorriso affettuoso e la sua ospitalità, come si usava una volta. Nel salone c'è un grande tunnel tecnologico che unisce l'Italia con l'Ucraina, il televisore. È lì che mamma Clorinda vede, segue e tifa per il suo Christian, che poi sente al telefono tutte le sere. Loro giocano, scherzano, anche in spogliatoio scherzano, tutto quanto, no, veramente è contento. E dopo le partite sono così, si può vincere come perdere. Clorinda è la prima tifosa di Christian e, come tutte le mamme, la sua preoccupazione è che... Io dico sempre, vince il meglio, quello è importante, è che non si facciano male. In nazionale il miglior amico di Christian è Cassano, conosciuto ai tempi in cui erano compagni nella Sampdoria. È un ragazzo, dico sinceramente, perché il Cristian quando giocava con la Sampdoria sono sempre andati d'accordo, perché è un ragazzo, ognuno abbiamo il nostro carattere, tutto quanto, però è un ragazzo simpatico che ride, scherza, insomma si trova tanto bene anche il Cristian. Questa è la camera di Christian, prima che si sposasse con la ragazza con cui si è fidanzato quando aveva 14 anni. Lui non è tipo da copertina, non fa discutere come Balotelli, non ha la parlantina come Buffon, non fa gol come Di Natale. Lui tace, corre, crossa. La sua modestia l'ha imparata dal papà, il suo migliore amico, morto quando Christian aveva 14 anni. Andrai avanti solo se hai la testa sulle spalle, gli diceva, e così è stato. Christian su quella fascia è andato avanti, in attacco come piace a lui, timidamente, con la correttezza che gli ha insegnato la sua famiglia, ma è andato avanti. Ad ottobre sua moglie gli darà un figlio. Ma per allora Christian conta di aver fatto ancora tanti chilometri sulla sua fascia e magari chissà tutta quella strada lo porterà a vincere l'Europeo. Primi, vediamo. Adesso se battiamo la Germania dopo siamo a posto.